Allora, parliamo anche dell'acquisto in internet via web. Che cosa sta succedendo? Sta soppiantando il negozio tradizionale, soprattutto per una fascia di consumatori? C'è un pericolo reale e quali sono le incongruenze del sistema? Cioè, le incongruenze di sistema sono le tasse. Allora, per l'import ci sono 5 leggi in Italia che regolano l'IVA che deve pagare il prodotto che entra in Italia. In 4 casi. In un caso non paga neanche l'IVA, ma ci sono altre regolamentazioni e altre tasse da pagare. Comunque non sono tasse su quello che è il reddito, l'utile d'impresa, perché l'utile d'impresa viene pagato con la tassazione prevista dal paese in cui ha la sede legale l'azienda che ha spedito per esempio la merce in Italia, sia a un'industria che al privato consumatore che intercetta la proposta e l'offerta attraverso internet. E questa è una grande differenza. Quindi se il prodotto non è tassato, allora partiamo dal presupposto che il prodotto costa già il 10% di quello che costerebbe in Italia a produrlo. Chi commercia dall'estero, potrebbe essere anche un'azienda italiana, ha dei margini enormi e riesce a fare degli sconti enormi rispetto al prezzo che viene praticato in un prodotto che viene fatto in Italia e venduto in Italia, ancorché brandizzato. Ecco, questa è un po' la differenza. Attenzione, noi Confcommercio non siamo contrari al commercio elettronico per niente, anzi da premiare quelle aziende italiane che vendono il prodotto italiano nel mondo attraverso internet. Cioè questo va assolutamente precisato. Aziende che pagano le tasse in Italia, quindi un'azienda che vende in internet, supponiamo in Australia perché viene richiesto un costume da bagno, e io tanto di cappello a quei commercianti che riescono a fare questo tipo di attività di commercio, pagano le tasse in Italia ma pagano il 40%. Quindi non è come dire nel caso precedente dove l'azienda mi paga le tasse, magari ha la propria sede legale in un paradiso fiscale e paga inezie di tasse, paga pochissimo, quindi realizza utili enormi e vende in Italia distraendo quella che è una vendita che potrebbe fare il commerciante italiano. Ora dico, internet va fermato, ma assolutamente no, va regolamentato. Io spero che nel tempo si riesca a fare, perché è cosa, ripeto, molto difficile da fare, proprio per la libera circolazione delle merci. Ma da che è nata la libera circolazione delle merci? Parliamo 50, 60, 70 anni fa e adesso è cambiato qualcosa? C'è internet, c'è una spedizione che mi parte dall'altra parte del mondo, arriva qui nel giro di qualche giorno per aereo oppure magari con grandi carichi nelle navi, comunque diciamo con molta velocità, con tempi molto ristretti. Ecco, secondo lei a questo punto, visto che in ogni caso aumenta la spesa del consumatore sul web, certo. Il target poi diventa sempre più giovane, però non sono soltanto i giovani, perché la convenienza a volte obiettiva c'è. Hanno futuro i negozi? Che futuro hanno, insomma? Cosa dovrebbero fare? I negozi hanno sicuramente un futuro se vedono il commercio del futuro a livello molto specializzato. Quindi io direi che va aperto questo canale ai giovani. Cioè i giovani devono intendere il commercio nel senso di alzarsi la mattina presto per pensare cosa devono fare durante la giornata. Il successo può esserci, ma se c'è il sacrificio e l'impegno. Ciò vuol dire che il negozio deve essere bello, deve proporsi bene, deve avere un bel arredamento, bisogna vendere dei capi belli, per esempio un bel capo italiano, può essere brandizzato, ma anche no, può essere un capo diciamo prodotto da un artigiano italiano, un capo dove si spiega la storia di come viene prodotto in Italia, che facciamo scuola nel mondo nella produzione dell'abbigliamento. Quindi se noi siamo in grado di proporre dei bei capi italiani, capi magari anche veneti, che abbiamo un'industria in Veneto dell'abbigliamento che ci invidia il mondo, ancora, anche adesso, non è mica che vada prodotto tutto all'estero, anzi abbiamo un'industria fiorente che esporta il prodotto italiano all'estero.
quello serio, quello fatto bene. Ecco, se noi ci raccontiamo il nostro storytelling, nostro e dell'artigiano che produce, dell'azienda che ci è vicina, che lavora assieme a noi, che produce per noi, che assiste il nostro cliente, ecco, noi in questo contesto, pur sfruttando anche internet per la comunicazione, nel dire guarda caro cliente che in negozio mi è arrivato questo capo, è disponibile per te, ho la tua taglia, ho i colori che ti piacciono. Quindi invogliarlo, insomma. Ecco, lo invogliamo, cioè cerchiamo di dire ci siamo anche noi, diamo un servizio da esperti. Puoi, piuttosto che comprare in internet, toccare un capo con mano, puoi provarlo. Quindi fare l'esperienza sostanzialmente. Fai un'esperienza, diciamo, di un acquisto che è un acquisto fatto bene, non hai il problema di dover restituire un capo, certo. Inquini anche meno, diciamo, tutto sommato, perché magari ti proponiamo il prodotto fatto con materie prime quindi la sostenibilità anche nostre, quindi ecco, se entriamo anche nel contesto, la sostenibilità certamente. Siamo arrivati in chiusura, l'ultima cosa, il problema della contraffazione, dell'abusivismo, si sta facendo qualcosa? Ecco, la contraffazione e l'abusivismo è diciamo una cosa molto importante perché incide molto sul mercato nazionale, cioè ci sono ancora una marea di prodotti che transitano sui mercati legali, che possono essere riconducibili alle nostre spiagge oppure a negozi condotti da stranieri mordi e fuggi perché aprono, dopo 2 anni chiudono, quindi evitano tutto l'aspetto fiscale, quindi è una concorrenza anche quella che sleale, è determinata dal non pagamento delle tasse, quindi sleale. Ma è un contesto per il quale diciamo che la contraffazione e l'abusivismo a livello nazionale di dato siamo oltre il 30%, mentre quello veneto è attorno al 27%. Ora, se noi facciamo i conti anche per la provincia di Venezia, siamo in un'isola felice, direi, perché con 35 milioni di presenze, avere 3 punti in meno della media nazionale vuol dire che la Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno fatto un lavoro eccezionale a dir poco. Ma lì a questo punto è un fattore anche culturale nell'acquirente, cioè se c'è la domanda continuerà l'offerta, questo è un dato di fatto, vuol dire che quella merce piace e uno accetta di avere il contraffatto è falso e non ci pensa su 2 volte perché il gioco gli vale la candela. Cioè è il contesto anche culturale, soprattutto noi l'abbiamo curato in Veneto, in provincia di Venezia in particolare, per le spiagge, lo abbiamo curato nel senso di dire arriviamo alle scuole, arriviamo diciamo agli studenti perché spieghino alle famiglie che non va bene comprare il prodotto contraffatto, diciamo, o falso addirittura, che è ancora peggio. Perché? Perché c'è un discorso fiscale dietro, perché si perdono posti di lavoro. Crea un danno economico a tutti. È un danno economico più ampio e complessivo. Presidente, parleremo ancora di queste tematiche perché sono molto importanti e interessanti, perché comunque si fa informazione e cultura. Io la ringrazio di essere venuto qui con noi in studio, le auguro buon lavoro e grazie ai nostri telespettatori di averci seguito. Come sempre scriveteci, noi ci vediamo domani. Grazie. Grazie a lei e a tutti i telespettatori.